Presentiamo queste finaliste. In corsia 1 parte Arianna Casarotto, Città Sport Vicenza. In corsia 2 Alessia De Luca, Nottoli Nuoto 74. In corsia 3 Angelica Piccini, Bissauro. Corsia numero 4 per Nord-Est H2O. In questa gara campionessa italiana giovanile e 3 medaglie d'oro in Coppa Komen, 100-200 farfalla e 400 misti, Angelica Cappelletto. Corsia 5 parte Anna Pontarollo, Aquapolis. In corsia 6 Flavia Leonetti, Bissauro. Corsia 7 Giulia Mattiuzzi, Idros. Corsia 8 Sofia Puppi, Oasi Laura Vicuna. E allora siamo in vasca con questa finale, record della manifestazione, atleta in corsia 4, l'ha ottenuto questa mattina in batteria, 2:20,05, Angelica Cappelletto, chiara favorita in quanto abbiamo detto dei suoi successi internazionali a Cipro in Coppa Komen e nazionali, ha vinto a Riccione proprio questa gara in vasca corta. 29,36 al passaggio, già 2 secondi e 29 il vantaggio nei confronti di Anna Pontarollo che è seconda. Passaggio di metà gara 1:2,64, 33,28 i suoi secondi 50 metri. Anna Pontarollo 35,80, Angelica Piccini 36,15. Virata dei 3/4 gara, 150 metri, 34,67. Alle sue spalle Pontarollo alla 5, Piccini alla 3, sempre in seconda e terza posizione. Torniamo là davanti perché è in arrivo davvero una super prestazione, va a disintegrare il precedente record. Angelica Cappelletto 2:14,07, 2:14,07 Angelica Cappelletto. Di tutte le categorie quest'anno in Italia è la 18ª prestazione femminile in vasca corta. Anna Pontarollo 2:22,06, Angelica Piccini 2:22,87, quindi che dire, grande